Buonasera dalla Pala Tedeschi, nona giornata nel campionato di Serie A2 Elite. Torna a giocare in casa il GG Teamwear Benevento 5 per l'ultima gara a porte chiuse. La squadra di Scarpitti, dopo il primo KO in campionato, riceve l'Itria. Oggi è un giorno molto triste per il futsal campano e non solo. Ci ha lasciato improvvisamente l'amico nonché vicepresidente della Sandro Abate, Jean-Philippe Melillo, e noi vogliamo porgere le più sentite condoglianze al club Irpino e a tutta la famiglia Melillo. Arriva il fischio, parte il match con il primo possesso da parte dell'Itria, con subito una deviazione. Occhio a Renoldi in orizzontale da Abdala che calcia col sinistro. A Reggio Calabria contro la Futura. Occhio a Caruso. Risponde Palazzo. Occhio a Renoldi. Abdala, 1-2 che non si chiude, ma la palla arriva lo stesso a Renoldi, che serve Caruso, che sul secondo palo non sbaglia e fa 1-0 dopo 2 minuti e 23 secondi. Renoldi, forte ma non preciso. Occhio ancora al Benevento. Renoldi calcia col sinistro, la tiene. Renoldi per Caruso che tenta la giocata, era un po' complicato. Abdala, salta Segovia, ne salta un altro. Abdala, Caruso, l'assist per Renoldi che viene fermato. Del Grosso carica il destro, ci ripensa, poi lo apre, palo. Sbaglia qui Abdala, occhio a Segovia. Il passaggio per Bruno. Montefalcone dice di no a Punzi, capisce tutto Montefalcone che con il lob serve Abdala di prima per Caruso. Poi Caruso serve Volonnino che torna da Caruso sul fondo. Serve Segovia e D'Aversa. La sterzata di D'Aversa la mette fuori Abdala. Poi praticamente D'Aversa. Poi per il tacco il gol. E che gol da parte di Punzi che fa 1-1. Lo ferma D'Aversa, scivola Volonnino, occhio D'Aversa, palo e poi il salvataggio di De Crescenzo. Questa volta non salta D'Aversa, la rimessa dell'Itria già battuta, attenzione a Segovia con il sinistro, Montefalcone. Palla fuori, all'indietro da Palazzo che sbaglia il controllo, va via Abdala che non sbaglia, errore di Palazzo. E Abdala non ha sbagliato, ha capito, ha fiutato. Abdala l'errore. Esce bene qui l'Itria, occhio a Segovia! Che gol del numero 10! Che con il tocco sotto scavalca Montefalcone, fa 2-2. Scucchiaia per Zunta. Calcia col sinistro. Spinge Palazzo. Occhio! Palla sul secondo palo per Punzi che torna da Del Grosso. La giocata, la sterzata ancora Del Grosso! Parata di Palazzo. Spazio il numero 10, intercetta Del Grosso. De Crescenzo la tiene in campo, mancano 6 secondi. Abdala si mette in proprio! Gonzalo Abdala! Con un tocco da biliardo fa 3-2 a 4 secondi dal termine del primo tempo. La fiammata di Abdala. Finisce qui il primo tempo con il Benevento avanti 3-2 sull'Itria. Arriva il fischio, riparte il match. Si oppone poi il destro di Bruno. Ci mette le mani Montefalcone, pericoloso Bruno. Occhio alla giocata di Segovia. Montefalcone sul primo palo, poi la tiene in area di rigore. Zunta. Un po' di spazio Renoldi, carica al sinistro, lo apre. Palazzo. Zunta, ci prova. Parata di Palazzo e poi il gol del capitano De Crescenzo che fa 4-2. Sulla conclusione di Zonta, Palazzo ha respinto, si è fiondato. De Crescenzo, Renoldi, Abdala, Caruso, 5-2. La rete di Umberto Caruso, doppietta sull'assist di Abdala, più 3 del Benevento, 8 dal termine. La parata di Montefalcone, ma la palla entra in porta per il gol di Segovia che fa doppietta e fa soprattutto 5-3 a 6 e 22 dal termine.
Palla che si è insaccata sul primo palo. De Crescenzo, velo di Renoldi, 1-2 con Caruso, ancora Renoldi che torna da Caruso. Sotto porta, non riesce. Occhio a Ricci. Ci mette le mani Montefalcone. Attenzione qui all'errore e il gol da parte di Ricci. Che incomprensione tra Abdala e Zonta. L'Itria a 3:44 fa 5-4. Salta un avversario, cerca l'1-2 con Renoldi, la palla passa, spazio Caruso, calcia addosso a Palazzo. Bruno carica il destro, torna dal numero 10. Parata di Montefalcone sul primo palo. Il sinistro sul fondo da parte di Punzi. Lancio di Montefalcone, finisce qui. Vince il Benevento che batte 5-4 un Mai Domo Itria.